sul tema dell'autonomia, che è uno dei temi importanti che vorremmo trattare, a Simonetta Rubinato, quindi lascio a lei la parola. Va meglio con o senza microfono? Usiamo il microfono, va bene. Allora, vi rubo 5 minuti iniziali che poi toglierò, sarò più stringata nella relazione successiva, perché come promotori ci siamo un po' interrogati anche sul fatto di, come dire, ci troviamo, parliamo, ci sono i programmi, le proposte, ma c'è anche una base valoriale che deve unire le persone che progettano, che pensano, che condividono. Allora, la base che ci ha, come dire, motivato a fare questo, e lo diciamo con grande umiltà, perché nessuno di noi promotori è un sociologo, è un analista politico, è un economista, quindi con grande semplicità e partendo dai nostri ruoli di rappresentanti nelle istituzioni, abbiamo fatto una riflessione che condivido con voi molto velocemente, parte da lontano ma arriverò molto velocemente vicino, e cioè questa, che viviamo in un mondo globale e l'abbiamo percepito tutti. Che questo mondo globale abbia sfide globali l'abbiamo pure percepito tutti. Sono sfide globali epocali, dal cambiamento climatico alla crisi del debito, in particolare dei debiti sovrani. Prima c'è stata la crisi delle banche, che sappiamo abbiamo dovuto salvare, parlo in termini mondiali, con grandi sacrifici e sofferenze da parte dei cittadini comuni. Abbiamo e sentiamo intorno a noi un forte sentimento di ingiustizia che provano le persone, causato dalle disuguaglianze. Ci sono problemi di perdita di capitale umano, che pure è l'asse fondamentale nell'economia della conoscenza, e c'è anche il grande problema del deterioramento degli asset costituiti dalle risorse naturali, legati poi all'aumento della popolazione, risorse naturali sulle quali dobbiamo cominciare a ragionare così come facevano le generazioni precedenti. Cioè costruire per lasciare qualcosa a chi viene dopo, non consumare per lasciare chi viene dopo. E questo è un grande tema che la politica dovrebbe affrontare, come l'economista Attali ha suggerito, addirittura con strumenti di contabilità pubblica che misurino questo, perché sennò le politiche pubbliche continueranno a fare i conti in modo sbagliato, non solo per la generazione attuale ma anche per quelle future. Per far fronte a queste sfide sarà necessaria una massiccia ristrutturazione della politica, intesa come istituzioni pubbliche, come istituzioni statali, come modello di spesa pubblica che abbiamo conosciuto. Poiché però i cittadini hanno perso fiducia nelle istituzioni e nella politica, e lo percepiamo tutti i giorni, si tratta di una sfida per la politica stessa e per i decisori impressionante, perché si tratterà di fare scelte anche dolorose. Mentre abbiamo necessità di ridurre la spesa pubblica, parlare di spending review oggi è quasi un eufemismo, perché spending review significa riqualificare la spesa, significa spendere merito, però vedo che anche negli ultimi interventi, anche il Padoan ammette, ma basta riqualificare, c'è purtroppo anche da review. Poi di questo potremo discutere, ma io non faccio analisi perché ma dico che il quadro è questo se vogliamo essere realisti. Allora, di fronte a questo, ai cittadini che per esempio nella nostra Italia tendono a invecchiare, ci sono sempre meno nascite, ma un paese ormai più vecchio, è chiaro che i bisogni aumenteranno, non diminuiranno. Come non risorse, come si fa? E come si fa soprattutto a far passare scelte che possono, trasformazioni che possono portarci a soluzioni, ma che nel passaggio sono dolorose e che richiedono il consenso dei cittadini. Perché se no i decisori non riusciranno a prendere queste decisioni, o perché tendono sempre i decisori, alcuni cattivi decisori, a fare politiche clientelari, o perché comunque è difficile farle, perché se non hai il consenso dei cittadini non riesci a farle. Allora, questa sfida è impressionante e quindi a nostro parere, per riuscire ad affrontarla minimamente, è necessario sperimentare, amplificare, implementare meccanismi che generino dibattito pubblico e consenso, utilizzando anche le tecnologie per migliorare la partecipazione dei cittadini alle decisioni politiche e quindi la loro responsabilità per la società presente ma anche per le future generazioni, di cui l'importanza dell'educazione, perché senza un'educazione non abbiamo né capitale umano né partecipazione responsabile. Da qui dipenderà la qualità della nostra società, del nostro benessere e prosperità futura. Per questo il Backend, questa iniziativa, cerca di coinvolgere quanti più cittadini possibili per promuovere la definizione di nuove politiche pubbliche, andando oltre, anche se volete, gli steccati così dell'organizzazione, quella che conosciamo dei partiti, che probabilmente subirà anch'essa fortissime trasformazioni,
e tentare appunto di trovare proposte per promuovere lo sviluppo locale e la qualità della vita delle persone in un'ottica che sia sì di sostenibilità finanziaria, non possiamo prescinderne, ma anche ambientale, anche sociale, anche intergenerazionale, da offrire come proposta a chi si candiderà a governare la nostra regione e vorrà considerare queste proposte. Spero di non averla fatta tanto lunga. Per questo, sulla base di questa considerazione, abbiamo anche pensato di scrivere, ripeto, con grande modestia e aperto al contributo di tutti, lo metteremo in internet, sul web, e quindi potrete anche lavorarci voi. Abbiamo provato a scrivere una sorta di manifesto, dei valori che ci guidano, che pensiamo di condividere e che vi leggiamo velocemente. È assolutamente fatto con nostro buon senso e volontariato, chiedo a voi di leggerla per cambiare la mia voce, e sperando, come dire, di cogliere la sensibilità che vi ha portati qui anche oggi, e ripeto, è aperta alla possibilità di metterci le mani sopra, di integrare le vie. Silvia, e poi farò velocemente il mio intervento sul perché siamo alla MON e sull'autonomia.